Onde sei? Verso Montalepre, vediamo se potremmo pigliare qualche 5 kg. Ma ancora non c'ho, io sei. Ora mi partivo. Ah, una pescheria. Ah no, no, terrazzini, signora la pittata bella. A pescheria, signore. Ah, ma mi serve qualche 5 kg di gamberone, una cosa di chi. Letteralmente sgominata da un'operazione antimafia condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, la cosca mafiosa di Carini nel Palermitano, capeggiata dal grande padrino Calogero Passalacqua. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale hanno fatto luce su un significativo traffico di droga che vede come personaggio principale Vito Caruso, il pescivendolo del Bivio Foresta. Le visite in pescheria e presso le abitazioni alle ore più disparate della notte con fare frettoloso e guardingo, secondo gli inquirenti, indicano contatti frequenti per lo smercio della droga con puntuali conferme dell'attività delle intercettazioni. Come scoperto dagli investigatori, il codice è legato chiaramente all'attività di pescheria, così in un'intercettazione si legge: va bene, prepara qualche 5 kg di gamberoni, una cosa di questo, tanto per mangiare questa sera. Difatti, per indicare la droga e non essere scoperti, le davano nomi insospettabili come appunto gamberoni o neonata. L'anziano padrino della famiglia di Carini, Calogero Giovan Battista Passalacqua, era agli arresti domiciliari, ma continuava la sua vita da padrino. Dal suo quartier generale, guardato a vista anche dai bambini sentinella della zona, metteva in atto la sua strategia dell'equilibrio senza fare scruscio, come si suol dire. Invece di messi a posto agli imprenditori, chiedeva impieghi di guardiani o operai per i suoi uomini. Al suo fianco solo parenti e uomini fidati. Sua figlia Margherita, ad esempio, gli organizzava l'agenda degli appuntamenti, contattando i gregari. I suoi numerosi sodali poi si occupavano di estorsioni e di droga. Credo che l'elemento più interessante che emerge da questa indagine sia proprio la persistenza del legame territoriale fra le famiglie di Cosa Nostra e determinate zone del nostro territorio. In primo luogo la zona di Carini, sede tradizionale di gruppi mafiosi egemoni, che evidentemente sono sopravvissuti alla repressione, che pure è stata ampia e piuttosto intensa. In questa indagine infatti ritroviamo pienamente tutti gli aspetti tradizionali del rapporto fra mafia e territorio: il predominio, il controllo delle attività economiche, l'influenza su tutta la gestione dei lavori, degli appalti e quant'altro, e l'uso della violenza nella forma della violenza sulle cose e quindi distruzione di beni eccetera, per creare un vincolo di intimidazione.